Va ora in onda Filo Diretto. A voi la linea. Grazie Lorenzo e grazie alla nostra Radio Libertà. Io inizio con un buon 2025 e auguro a tutti salute, serenità e pace. Chi volesse avere informazioni alla radio può chiamare lo 02 92 94 7222 oppure inviare messaggi e chiedere al 340 67 09 659. Quindi un buon 2025, anche se poi con Arturo, che dovrebbe essere in collegamento, che devo fargli poi delle battutine, perché da lui aspettiamo delle risposte sempre precise, sia politiche che professionali. Allora, Arturo, noi siamo l'associazione Ufficio Rapporti Sociali, un'associazione di persone completamente disponibili gratuitamente. Siamo dei volontari. Ci troviamo a Nole, in via Volvera 3. Siamo lì dal martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 a disposizione di qualunque problema, e chiamate il 328 07 15 232 e prendete appuntamento. Lì ci saranno poi le persone disponibili a risolvere i vostri problemi. Pertanto, se Arturo è in linea, benvenuto Arturo e auguri anche a te di un buon anno, e poi ti farò 2 o 3 domandine che sono proprio del 1° gennaio. Ciao Arturo, benvenuto, vai. Ciao Luigi, buon anno a tutti gli ascoltatori e sempre un ringraziamento alla nostra regia. Ci sono, vai pure Luigi. Allora, Arturone bello, so che anche tu qualche problemino nel 2025 speriamo che vadano a far bagno. Allora, Arturo, 2 o 3 domandine così, io faccio la domandina poi tu rispondi, perché sono così, dal 1° gennaio 2025, aspetto le tue risposte politiche, essendo tu un personaggio politico della città di Moncalieri e anche del Piemonte, molto conosciuto da ormai 30 più anni. Allora, dal 1° gennaio 2025 cambiano le regole del semaforo anti-smog del Torinese. Con il livello arancione scatterà anche lo stop ai veicoli commerciali Euro 5 diesel che non potranno più circolare dalle 8 alle 19. Se vuoi ti faccio le 3 domandine piccole subito e poi rispondi, altrimenti uno alla volta, decidi tu. Cosa devo fare, Arturo? Vai domanda per domanda, se no ci perdiamo, perché ci sono temi da affrontare il mondo da dire. Questa qui delle regole del semaforo anti-smog, le vuoi spiegare, Arturo? Sì, siamo alle solite, cioè in 30 anni non riusciamo a fare riforme strutturali per cercare di migliorare la qualità dell'aria. E allora, poiché occorre un capro espiatorio e scaricarsi la coscienza della classe politica, e a questo punto entro come difensore degli automobilisti e non c'è né destra né sinistra, perché la classe politica non è in questi anni riuscita ad affrontare un tema così importante per tutte le città, ma in particolar modo per la città di Torino e provincia, che ha una conformazione geografica completamente diversa da quella che possono avere altre metropoli del nostro paese. Torino in una conca circondata da un lato dalla collina, dall'altra parte dalle montagne, per cui l'aria a Torino ristagna, e se non arrivano i venti dalla Val di Susa l'aria è sempre la stessa, quindi ristagna ed è soprattutto un'aria inquinata. Allora, in tutti questi 30 anni non si sono osservati provvedimenti degni di questo nome. Sì, abbiamo incentivato il teleriscaldamento e siamo finiti da un monopolio a un altro, quindi anche sotto questo profilo la qualità dell'aria è diventata per qualcuno una fonte di guadagno. Dall'altra parte non si sono adottati quei criteri per cercare di agevolare la mobilità come andrebbe fatto in una qualsiasi metropoli. Io ricordo molto sommessamente
che Torino ha solo una linea di una pseudo-metropolitana che non è neanche una metropolitana, la seconda linea la vedremo fra 15 anni, per cui fra 15 anni saremo ancora qua con i vari semafori, e soprattutto Torino non ha un sistema efficiente ed efficace, perché sappiamo benissimo che i cantieri che creano ingorghi e che impediscono la circolazione delle autovetture da noi hanno tempi biblici, i vari cantieri. A questo aggiungasi il fatto che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni di sinistra per impedire l'uso dell'autovettura, perché i provvedimenti che vengono adottati, le zone 30, le B, le piste ciclabili, le P, i monopattini, sono tutti provvedimenti che hanno l'unico scopo di ostacolare il flusso delle autovetture, quindi le autovetture si trovano in coda e quindi producono smog e CO2. Noi a Torino ricordiamo, no, le vicende dei nostri illuminati amministratori che hanno realizzato la rotonda di Piazza Baldissera, che è il monumento all'inefficienza e all'incapacità di programmare i flussi di traffico. Quindi di fronte a tutte queste incapacità manifeste della nostra classe politica, non solo questa ma delle precedenti, cosa si fa? Si inasprisce il blocco delle autovetture e soprattutto si inasprisce a gratis, perché io capirei, dice, abbiamo un problema, non siamo stati in grado, non siamo stati degli incapaci ad affrontarlo, non l'abbiamo risolto, allora cerchiamo di mettere dei soldi e quindi incentiviamo il cambio del parco autovetture, quindi incentiviamo la realizzazione di nuove linee di metropolitane, incentiviamo il funzionamento dei mezzi pubblici. Invece da noi no. Cosa incentiviamo? Perché ci sono i fondi del PNRR, le piste ciclabili. Quindi noi abbiamo realizzato piste ciclabili da tutte le parti e anche nella mia città sono state realizzate, ovviamente, perché non possiamo essere secondi a nessuno, una rete di piste ciclabili che dovrebbero incentivare la mobilità. Io ho provato in questi giorni di dicembre a sedermi in un bar nei pressi della pista ciclabile. In una mattinata sono passate 3 biciclette, 2 che erano biciclette che venivano usate a scopo ludico e una che era di una signora che evidentemente usava proprio. Quindi in una mattinata, in una città come Moncaglieri, che ha investito decine di migliaia di euro per realizzare delle piste ciclabili, e in una mattinata questa pista viene utilizzata da una persona sola, qualche domanda ci sarebbe da farsela. A Torino la situazione non è migliore. Forse a Torino nelle zone centrali sì, si vede queste piste sono più frequentate, ma già nelle zone periferiche io sfido e vorrei sapere quanta gente percorre e le utilizza abitualmente queste piste ciclabili, che sono costate un'immensità, hanno causato intralci, causano intoppi alla gente, tolgono parcheggi, quindi costringono la gente a continuare a girare a cercare parcheggio. Queste risorse fossero state destinate o ai mezzi pubblici o a realizzare aree di parcheggio, laddove ci sono delle aree industriali dismesse in prossimità dei centri, sarebbero da riconvertire in parcheggi. Questo non è stato fatto perché ovviamente chi amministra le nostre città è impregnato di questa demagogia oramai verde
che anche le amministrazioni di centrodestra fanno proprio, cioè sono oramai un modo di pensare a cui non si può dire una parola di dissenso, perché oramai sembra un Vangelo, bisogna accogliere questo nuovo verbo e quindi sembra male, e solo noi di Radio Libertà, e ringrazio Radio Libertà che ci lascia lo spazio, che possiamo dire che bisognerebbe riflettere su queste cose e vedere del perché ci vengono imposti dei vincoli senza mai aver adottato alcun provvedimento per impedire che l'aria raggiungesse questi livelli. È un po' come il tema della sanità. È anni che si sa benissimo che la sanità sarà un campo molto richiesto perché la popolazione invecchia, e noi, i nostri lungimiranti amministratori, i nostri politici non hanno mai fatto nulla. Ci ritroviamo nuovamente da capo, noi automobilisti, perché io penso di rappresentare una buona fetta, a dover sopportare i provvedimenti che salvano solo la faccia, perché poi in effetti l'abbiamo visto durante il periodo del Covid, dove non c'era la circolazione delle macchine, che questi inquinanti non si abbassavano. Adesso abbiamo rinnovato, abbiamo un parco di auto elettriche, quindi questi dati dovrebbero andare a migliorare la qualità dell'aria. Questo non è stato fatto, ma nessuno si pone una domanda critica del perché. E quindi ci ritroviamo, Luigi, di fronte di nuovo a questi soliti blocchi, a questa litania, oramai una liturgia che si ripresenta da questi che ce la impongono perché sono incapaci a fare altro. C'è anche un'altra cosa, Arturo, tu riposati un attimo. Per esempio c'è anche sulle strisce pedonali non devi più rallentare, parte il divieto. Nelle grandi città, ecco perché parliamo da Torino, no? Penso che sia considerata una grande città. Allora, qui poi vi darai la risposta, anche qui tecnica, fino a che punto, come viviamo noi a Torino, perché qui vale per tutto, tutta l'Italia, non per Torino. Quello che ti ho detto prima era per i nostri qui piemontesi, che per la loro macchina, eccetera, ma questa dice esattamente che è una nuova regola che cambierà il tuo modo di attraversare sulle strisce pedonali e sta per stravolgere le abitudini della strada. Cioè, le strisce pedonali sono infatti destinate a diventare protagoniste di una rivoluzione nella mobilità urbana da qui a poco, ovvero sia l'introduzione del divieto di rallentamento presso gli attraversamenti pedonali segna un punto di svolta significativo nelle grandi città, ridefinendo il rapporto non sempre pacifico tra pedoni e veicoli a motore. Poi ci saranno anche da considerare i monopattini, le biciclette, credo, no? Quindi questa innovativa misura, destinata a modificare profondamente le abitudini dei conducenti e pedoni, ecco perché devi dare una risposta tecnica oltre che politica e classica, per incrementare la sicurezza stradale e migliorare la qualità. Cioè, secondo loro, facendo cose del genere, cioè che non puoi rallentare, non devi più rallentare, se dice, migliori la sicurezza. Non lo so, perché qui dice che parte il divieto, che sono, dice, più che una garanzia di sicurezza, stanno per diventare un invito a sfidare la sorte. Leggo, non è una battuta mia. Quindi la mobilità pedonale nelle grandi città è difatti sempre più complessa e problematica. La crescente congestione del traffico veicolare e l'inadeguatezza delle infrastrutture pedonali hanno determinato un aumento significativo della percezione di rischio da parte dei pedoni. Nonostante gli sforzi delle amministrazioni locali per migliorare la sicurezza stradale, il conflitto tra pedoni e veicoli rimane un tema centrale nel dibattito sulla mobilità urbana. A Torino, per esempio, per parlare di sicurezza, strade, eccetera, c'è sempre un casino su tutti i tipi di strade che fai, quelle provinciali, quelle generali, quelle comunali, quelle
ogni volta che giri in una strada c'è un problema. Se dico balle riferiscilo, Arturo. Poi dice: la tradizionale gerarchia tra veicoli e pedoni è destinata a essere ridefinita, oppure in alcune aree urbane, ecco, particolarmente congestionate, si sta sperimentando un nuovo modello di gestione del traffico che prevede, spiegalo poi Arturo, una rimodulazione dei diritti di precedenza. Spiega cosa vuol dire, Quindi l'obiettivo è quello di ottimizzare la fluidità della circolazione, ma questa scelta solleva un importante interrogativo, anzi degli importanti interrogativi sulla sicurezza dei pedoni e sulla sostenibilità di un modello di mobilità sempre più incentrato sulle esigenze dei veicoli a motore. Quindi nelle nostre amate metropoli, dove il traffico è un incubo e la pazienza è un optional, si sta infatti pensando di far passare i pedoni in secondo piano. Che ne dici di questa novità, Arturo? Poi le altre le facciamo dopo. Questa qui, adesso, sui pedoni, sulle strisce, cioè noi cittadini come ci dobbiamo comportare? Che risposte dai a queste informazioni, Arturo? Allora, in questo settore il nuovo codice non ha modificato la normativa precedente, quindi già il codice attuale prevede, e anche quello nuovo prevede che i comportamenti da adottare in prossimità delle strisce pedonali, sia il comportamento che devono adottare i pedoni, sia il comportamento che deve adottare l'automobilista o il motociclista. E quindi queste norme non sono variate. Ovviamente è chiaro che all'interno dei centri abitati, nelle nostre città, nei nostri centri urbani, l'atteggiamento e l'approccio all'attraverso pedonale è differente. La quasi totalità degli attraversi pedonali nei centri storici adesso viene regolato tramite un impianto semaforico, quindi l'impianto semaforico è tarato sui tempi e sui modi di attraversamento. Anche qua alcuni impianti semaforici, se guardiamo la nostra città, non sono adeguati ai tempi di transito dei pedoni, per cui in alcuni semafori devi accelerare il passo per attraversare la strada, e questo non considera il fatto che ci può essere qualcuno che ha problemi di deambulazione o di età che non gli consentono di attraversare velocemente, e in alcuni incroci della nostra città esiste già il pericolo di trovarsi in mezzo alla strada e il semaforo scatta per le autovetture. Quindi quando è controllato con un impianto semaforico, il problema è regolamentato dall'impianto semaforico più che dal codice della strada, mentre laddove nelle aree magari un po' più periferiche, dove la spesa per un impianto semaforico non è sostenibile dalla comunità, vengono inseriti appunto gli attraversamenti pedonali, che a loro volta possono essere illuminati o non illuminati, però bisognerebbe appunto che le amministrazioni, in funzione anche di quello che hai detto tu e del nuovo codice, adeguino anche la segnaletica. Noi abbiamo a volte molti passaggi pedonali in zone buie che non sono informati, no? Cioè che non viene data un'informazione, non sono segnalati adeguatamente con un adeguato anticipo, o a volte non sono assolutamente segnalati. E anche questa è una delle pecche che noi facciamo al nuovo codice, che non impone alle amministrazioni responsabili della strada anche dei doveri, impone solo dei diritti e dei doveri da parte degli automobilisti e non dei doveri da parte delle amministrazioni, perché per evitare gli incidenti, al di là del fatto che uno non debba rallentare o meno,
ci deve essere un'adeguata segnalazione. E tu lo sai benissimo che girando per la nostra città le strisce a volte non si vedono, alcune volte sono dossi rialzati e quindi non ben comprensibili. A volte ci sono gli impianti semaforici che non danno indicazioni ai pedoni quando ci sono le svolte articolate delle autovetture, e soprattutto assistiamo, cioè da noi c'è la completa assenza del preavviso di passaggio pedonale, il famoso triangolo rosso con sopra le strisce pedonali che avverte a 150 metri prima di un passaggio pedonale. Poi se questo non li illuminiamo, è chiaro che possiamo modificare tutte le voci del codice della strada e dire che non si rallenta, che bisogna prestare attenzione, il pedone non ha più tutti i diritti che aveva prima quando si avvicina al passaggio pedonale, però se questo non è segnalato, in caso di incidente è chiaro che poi il pedone deve dimostrare di aver osservato tutte le norme di sicurezza, però risulta difficile poi dimostrare che l'automobilista non ha rispettato tutte le norme in quanto non era stato preavvisato del passaggio a livello. Quindi in questo modo andremo a incentivare dei contenziosi e come tutte le norme vengono fatte per cercare di capire chi ha ragione a seguito dell'incidente. La prevenzione non viene fatta perché bisognerebbe obbligare gli enti responsabili delle strade ad adottare semplici criteri di manutenzione o di preavviso. Quindi la nuova norma entrerà in vigore e ha un significato giusto, e bisogna vedere poi l'applicazione, perché lo sappiamo benissimo che molte amministrazioni poi non applicano correttamente le norme del codice. C'è anche un'altra novità, Arturo, perché appunto sul nuovo codice, sai che noi come ufficio e come associazione di volontariato collaboriamo e abbiamo con noi anche gente che è disabile, è malata, eccetera, perché il nuovo codice si è dimenticato dei malati, Arturo. Poi voglio che tu lo spieghi, perché abbiamo la patente a rischio per noi in cura con la cannabis, cioè codice cosa dice? Poi tu lo spieghi. Possibilità di revoca della licenza di guida per oltre 20.000 automobilisti, cioè anche 20.000, se sono 200.000, sono sempre persone che hanno dei diritti o hanno solo degli obblighi e dei doveri. Allora, perché il governo non ha previsto misure specifiche per chi assume cannabinoidi a scopo medico? L'appello dei pazienti a Giorgia Meloni, ovvero sia il nuovo codice della strada si è dimenticato di loro, sono le persone con malattie croniche in cura con i derivanti della cannabis. E tu lo sai perché noi gestiamo appunto queste cose soprattutto sugli anziani, gli ammalati e i disabili, ecco perché ne parlo. Quindi un problema per oltre 20.000 automobilisti, non si tratta di un ricreativo delle droghe, come l'hanno definito in Parlamento, e qui bisogna vedere chi c'è, se ha ragione o se abbiamo torto noi o io se sbaglio a leggere quello che c'è scritto e che la gente viene a dire in ufficio, Arturo? E nemmeno dei drogati, ma di pazienti affetti da sindromi neurologiche e oncologiche con dolore cronico che dietro prescrizione medica trattano i sintomi con terapie a base di estratti naturali della canapa indica, la pianta dalla quale si ricava anche la marijuana. Il nuovo codice è entrato in vigore il 14 dicembre, però non punisce come prima soltanto lo stato di alterazione. Anche la semplice presenza di tracce nella saliva del principio attivo della cannabis
pur non alterando i riflessi dell'automobilista, provoca infatti l'immediata sospensione della patente di guida con successiva revoca fino a 3 anni, perché poi martedì, quando vieni in ufficio, 2 di questi sono già da te a chiedere come devono comportarsi, Arturo, perché è già capitato, ecco perché te lo dico apertamente, anche se ci ascoltano in radio, perché quando parliamo noi sappiamo quello che diciamo e siamo in grado di dimostrarlo. Quindi l'alternativa è di obbligare i pazienti ad assumere psicofarmaci sintetici prodotti dalle case farmaceutiche, spesso con risultati inefficaci e gravi, controindicazioni per la salute generale. Quindi il nostro quotidiano di approfondimento indaga il caso dell'Emilia-Romagna, una delle principali regioni, dicono, in cui il sistema sanitario ricorre alla prescrizione di cannabis terapeutica, che tra l'altro viene prodotta dallo Stato attraverso lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Quindi, secondo te, è una dimenticanza da parte di tutto il governo di Giorgia Meloni, a partire dal ministro della Salute Orazio Schillaci? Nessuno si mette al volante subito dopo l'assunzione di antidolorifici a base di cannabis, ma i test salivari previsti nel nuovo codice della strada rilevano anche la presenza residua giorni dopo l'assunzione. Quindi i pazienti, sotto l'inchiesta di Beppe Facchini sul dossier, chiedono al governo Meloni un intervento immediato. Cioè, tu cosa dici? Facciamo bene a chiedere un intervento? È sbagliato quello che ho detto? E quelli che verranno da te a dire se gli dai una mano a risolvere il problema per la multa, il danno che hanno preso, come ti comporterai? Che risposta dai, Arturo? E hanno perfettamente ragione, perché allora Arturo, aspetta che diamo un minuto, una pausa, e poi così nella seconda parte lo spieghi bene. Vai, a voi studio, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. A voi la linea. Grazie, vai Arturo, tranquillo. Secondo hanno te, il tuo punto di vista, che poi dovrei rispondere anche perché è un problema reale. Politicamente, Arturo, vai. Quando il codice cambia il modo di rilevazione di uno stato di alterazione, è chiaro che apre il campo a molte interpretazioni e a molte fattispecie. Mentre prima il codice prevedeva uno stato presente di alterazione, quindi la gente che ti fermava dava il primo giudizio sul fatto che tu potevi essere sotto effetto di sostanze stupefacenti o sotto l'effetto dell'alcol, per cui il primo impatto la gente poteva stabilire, tu non eri in grado, e verificava questo famoso stato di alterazione. Adesso si è voluto invece andarlo a misurare questo effetto, quindi inserendo delle norme che facciano sì che il tuo stato di equilibrio venga misurato. L'errore è questo, cioè come fai tu a misurare lo stato di equilibrio? Mentre prima misuravi solo quello che evidentemente era in stato di alterazione, e la misurazione la eseguivi solo qualora vi fosse stato un incidente, no? Un sinistro, quindi allora tu andavi a misurare in caso di sinistro l'automobilista se era sotto effetto di droga, in quel caso procedevi alla sanzione. Mentre adesso questo processo viene fatto praticamente per tutti, no? Quindi in questa fase rientrano anche chi
fa uso di farmaci per la propria salute e che non penserebbe mai di guidare sotto uno stato di alterazione dovuto a sostanze psicotrope o quant'altro. Andrà approfondito questo tema perché apre un grosso divario, e non basterà neppure circolare con la dichiarazione del medico, un'autocertificazione del medico che tu stai usando alcuni farmaci per la tua salute, perché questo aprirebbe il campo a tutti quanti. Chi è che non trova poi un medico che dice che per la tua salute non puoi fare uso di questo, di quell'altro, no? Abbiamo i centri per i tossicodipendenti che danno loro delle sostanze per cercare di affrontare il tema della droga. Quindi si è voluto un po' mescolare il tema della repressione dell'uso di sostanze stupefacenti con il codice della strada. Io penso che queste categorie faranno bene a farsi sentire, e in questo settore occorrerà un approfondimento, perché non si può dare la patente a tutti gli italiani di guidatori che usano sostanze stupefacenti. La grande maggioranza degli italiani non usa queste cose, come la stragrande maggioranza degli italiani non si mette al volante in condizioni di ubriachezza. Alcuni bisogna reprimere, però per reprimerne alcuni non bisogna castigare tutti gli italiani, no? Sono un po' come i limiti di velocità che sono stati messi, che così si penalizza anche quelli che rispettano il codice, e una volta può succedere che sgarrano. Allora, in questo settore io penso che occorra un approfondimento, perché tu, se hai un raffreddore e hai la tosse, ti prendi per non tossire alcune gocce di codeina, ebbene tu in quel frangente non potresti usare l'autovettura. Cioè, se tu lavori con l'autovettura o fai le consegne e hai la tosse, sei costretto a lavorare nonostante la tosse, ti prendi le gocce per lenire la tosse e tu in teoria saresti già fuori. Quindi c'è da dire che ogni contravvenzione elevata con gli strumenti in mano agli agenti della polizia poi dovrà avere una verifica fatta poi in ospedale con strumenti che misurino qual è la sostanza, dove, come, perché, e quindi questo è a garanzia del cittadino. Però andiamo a innescare un procedimento burocratico che ogni volta che mi fermano, io ho la tosse e mi rilevano che ho una sostanza che può alterare la vigilanza automobilistica, è chiaro che devo andare poi all'ospedale a farmi gli esami, e quindi capite che incomincia a aumentare la burocrazia anche in questo settore. Sì, ma c'è anche un altro problema, caro Arturo, perché è vero, il libretto, la tassa, la patente, le regole sono per gli italiani, ma Torino, tanto che parliamo da Torino, su 800.000 persone ce n'è 300.000 stranieri. Questi qui, tu che hai la tosse o io che ho la tosse, prendo una pastiglia, poi mi fermano e mi danno una multa perché 2 giorni prima ho preso la pastiglia. Gli altri 300.000 che viaggiano senza patente, senza libretto, senza assicurazione, con niente, non gli danno neanche le multe. Come la mettiamo? Perché la gente che viene a parlare parla di questo con me, non parla di tecnica, di cose belle, cose che dovrebbero essere, sì, uguale per tutti, ma nessuno le applica. È qui che noi discutiamo su quello che subiamo, perché da noi arrivano le persone che hanno subito, non che dovranno forse subire, o però non è stata causa loro aver subito il danno, è stato causa di altri
che non li hanno regolamentati. Ecco perché ti stavo chiedendo, ma è tutto giusto? Facciamo bene a fare anche delle controindicazioni per quanto riguarda il codice stesso della strada, che è già in vigore ormai dalla fine dell'anno, no? Diciamo, dall'inizio dell'anno è già partito. Allora, qui per esempio anche il problema, dicono, Arturo, lo scherzetto di Capodanno, ma sai che c'è una tassa sul libretto di circolazione che scatta in automatico? Pensi che chi ci ascolta lo sappia già che è così? O gli altri non ci ascoltano e allora non lo sapranno mai. Ma chi ci ascolta pensi che sappia che per esempio c'è una batosta per gli italiani che guidano? Questo è ufficiale. Arriva lo scherzetto di Capodanno, quindi è stato 2 giorni fa o 3 giorni fa, caro Arturo. Per legge i cittadini sono tenuti a pagare la tassa sul libretto di circolazione. Penso che tu lo sapevi? Boh, io non lo so. Quindi scatta in automatico a mezzanotte, invece di festeggiare il Capodanno. Vabbè, dai. Allora, anche se non sono in molti a saperlo, un vero colpo al cuore del portafoglio, per chi c'ha ancora il cuore e chi ha il portafoglio. Come una sorta di Cenerentola, costretta a suo malgrado ad affrettarsi prima che le lancette ritocchino l'ora fatidica del passaggio da un giorno all'altro, così per gli automobilisti, ovvero sia, Arturo, dal 31 dicembre, dalla mezzanotte, scatta l'obbligo per legge, in neretto maiuscolo, di pagare una nuova tassa in attesa, quella sul libretto di circolazione, un capodanno amaro evidentemente con sorpresa in attesa. Quindi noi ringraziamo questa radio perché ci dà la possibilità di parlare di cose attuali. Più che attuali di così non so cosa fare, Arturo. Forse sto sbagliando a informare le persone che non sono a conoscenza di cose che stanno succedendo. Altro che festeggiare coi calici in alto per augurarsi qualche buona novella. In verità l'unica cosa che subito capita è proprio l'arrivo di un'ennesima tassa, un ennesimo vincolo di pagamento che si chiama: quando si acquista e vende un veicolo, ovviamente cambia anche il proprietario dello stesso e dunque, cambiando il titolare del mezzo che abbia comprato o ereditato l'auto, non conta molto in questo contesto. Bisogna regolarizzare questo atto di trasferimento di proprietà in modo formale, e questo è per appunto il famoso protocollo legato al passaggio di proprietà, ovvero sia questo cambio deve essere segnalato con precisione sulla carta di circolazione. Per fare questo occorre andare presso l'ufficio della motorizzazione civile di zona o in alternativa presso una qualunque agenzia di pratiche auto che sia autorizzata e procedere con l'iter di prassi. A questo punto sono necessari alcuni documenti, a partire ovviamente dalla carta di circolazione sia in formato originale che in fotocopia. Si deve aggiungere un modulo fondamentale, ricordato con il nome di modulo TT219, ecco perché martedì verranno da te a chiedere, che va compilato in ogni sua parte e si trova presso tutti gli uffici preposti, ovvero quelli elencati sopra. Quindi a mezzanotte, come dice qui, si aggiunge ancora il CDP, vale a dire certificato di proprietà, anche in questo caso originale oppure in digitale, ma con atto di vendita autenticato, da produrre anche 3 fotocopie dei documenti di identità e del codice fiscale, tanto del proprietario attuale quanto del compratore. E ovviamente bisogna avere anche la ricevuta del pagamento di 10,20 euro sul conto corrente, poi dimmi che sto sbagliando a dare informazioni precise, postale 901, e quella di 16 euro sul conto corrente postale 4028 relativo al Dipartimento Trasporti Terrestri. Quindi la cosa che però tutti scordano
è quella che aggiornare la carta di circolazione per il trasferimento di proprietà ha un costo ulteriore di 26 euro, che però aumenta se la pratica viene fatta in agenzia. Dunque, se hai comprato e hai fatto partire l'accordo dal giorno dopo, superata la mezzanotte, devi dimostrare di aver pagato tutte queste cifre. Com'è possibile in questi 10 giorni aver fatto tutto questo se qualcuno è in questa situazione, Arturo? Divertiti, vai, rispondi. Sono i balzelli inventati da qualche burocrate che pensa di trarre vantaggio creando degli intralci agli automobilisti. Allora, oramai lo sappiamo tutti che l'automobile è considerata la gallina dalle uova d'oro, no? Quando c'è la necessità di incassare dei soldi, si pensa subito alle automobili, no? Vuoi con l'aumento della benzina, vuoi con l'aumento delle assicurazioni, vuoi con l'aumento dei pedaggi autostradali, perché ricordiamoci che sono stati aumentati anche i pedaggi della società autostrade, no? Ci ricordiamo tutti, noi aumentiamo i pedaggi a chi anche poi non ha curato i ponti e sappiamo tutti quello che è successo, però noi questa gente riconosciamo degli aumenti nei pedaggi. E allora di fronte a un sistema come quello italiano, che è basato tutto sulla speculazione di tutti i modi, in tutti i modi per ricavare entrate dall'automobile, dall'uso dell'automobile, è arrivato anche questo ennesimo balzello, che andrà a aumentare che cosa? Il costo della compravendita dell'autovettura. Per cui con delle tariffe così fisse, no? Altro che la progressività del sistema fiscale come vuole ricordare sempre la sinistra, si andrà a pagare di più di voltura che non magari il valore stesso dell'autovettura. Quello che succede nelle autovetture storiche, che è stato l'argomento di anni delle nostre trasmissioni, laddove alcune autovetture che avevano una potenza rilevante, vetture storiche con potenza rilevante, che hanno dei prezzi di compravendita che i costi superano a volte il valore delle autovetture. Per cui queste analisi non vengono fatte. In sordina si fa passare questo aumento che riguarda le variazioni appunto del libretto di circolazione. Abbiamo semplificato, da una parte si è voluto semplificare togliendo il foglio complementare che dimostrava la proprietà, per cui da una parte è stata fatta una semplificazione e ecco che quello che esce dalla porta rientra dalla finestra sotto forma di un ulteriore balzello, perché deve modificare il libretto di circolazione, quindi viene mascherato attraverso il costo della gestione, della modifica del libretto di circolazione, ma senza pensare che il cittadino paga già il bollo. Il diritto di bollo che cos'è se non il costo che per l'esecuzione di una variazione? E allora, visto che lo Stato deve fornire dei servizi, no? Questi servizi non si dice che devono essere gratuiti, però dovrebbero gravare sulla fiscalità generale e in modo progressivo. Allora, esiste già l'imposta di bollo che non guarda in faccia ricco o povero se tu hai un libretto che compravendi una Ferrari, una Porsche o una Panda di 20 anni e quindi non guardi queste cose e sei lo Stato. In teoria dovresti applicare, come si faceva una volta, il costo della variazione in base al valore dell'autovettura. Allora tu imponi in base al valore, come fai per gli immobili. Se tu compri o vendi un'abitazione, tu paghi le tasse in base al valore di questa abitazione. Non è che paghi uguale se tu compri un magazzino, un garage a una villa
in centro alla città. C'è una progressività e anche in questo caso occorrerebbe, per una questione di equità, mettere una progressività se tu vuoi mettere un ulteriore balzello. Noi lo ribadiamo che già la tassa di possesso è una tassa iniqua, appunto perché non premia chi usa l'autovettura o chi la tiene in garage, però una tassa di possesso sarebbe già anticostituzionale. Io vorrei vedere qualche illustre giurista capire come mai la Costituzione dice che tu non puoi tassare il valore, mentre sulla tassa di possesso tu mi fai pagare solo perché possiedo un bene che ho pagato già le tasse per comprarlo e per guadagnare i soldi per poterlo acquistare. Allora, anche in questo contesto, come al solito, c'è l'ignoranza della classe politica su questi argomenti e i funzionari la fanno da padrone e quindi generano tutti questi balzelli. Ma come li hanno generati, e lo sai perché viene gente da noi in ufficio, come per la gestione del catasto, anche lì il catasto dovrebbe essere come il PRA per le automobili, dovrebbe servire a tenere un elenco delle proprietà immobiliari e quindi ogni variazione dovrebbe essere bene accolta perché incentiva la gente a tenere aggiornato un archivio. Invece no, anche lì trovi il modo di speculare sulle modifiche, sulle presentazioni, anche lì metti dei balzelli e ogni funzionario ne trova di nuovi, no? Come quello che ricordo più volte, il fatto di separare l'alloggio dalla cantina per qualsiasi modifica che tu faccia dell'unità immobiliare, così anziché un'unità immobiliare tu ne possiedi due e è più facilmente tassabile chi ha due unità immobiliari che non una. Quindi queste sono le invenzioni del nostro Stato maccheronico e burocratico che ammazza l'economia. Sì, ma ne ha fatto ancora un'altra, Arturo. Questa ammazza l'economia, ma invece sembra che abbia trovato, come c'è scritto qui, una soluzione, e tu me lo dovrai spiegare, il cosiddetto bonus per chi guida bene, ovvero sia la vera chicca del sistema punti è il bonus per i conducenti più virtuosi. Cioè, se per 2 anni, Arturo, non commetti infrazioni, ricevi 2 punti extra. È come un piccolo riconoscimento per aver fatto del tuo video sulla strada. Molti automobilisti hanno ricevuto, perché dal 2025, questo premio, una sorta di regalo anticipato per chi ha dimostrato prudenza e rispetto delle regole. Cioè noi dobbiamo rispettare, essere prudenti, ubbidire, e gli altri se ne sbattono il 2 d'agosto. Per sapere quanti punti hai, ecco perché te li chiederanno, basta controllare sul sito del portale dell'automobilista o chiamare il numero dedicato. Un motivo in più per guidare con attenzione e magari iniziare il nuovo anno con qualche punto in più e un bel sorriso. Cioè, cos'è questa storia dei 2 punti quando poi te ne tolgono 20 in un colpo, 10 in un colpo, ti ritirano direttamente la patente? Cos'è questa chicca del sistema che ti ha veramente salvato? 2 punti ogni 2 anni se non fa niente. Che ne dici di questa novità anche a livello tecnico, Arturo? Il bonus questi qui dei 2 punti. È una norma che è già presente sul codice attuale, però bisogna ricordare che questi 2 punti non sono infiniti. Quando tu arrivi a 30 ti fermi lì. Quindi se tu per decenni non hai mai commesso un'infrazione e hai i tuoi 30 punti, ne avrai sempre 30 anche dopo 10 anni. Quindi è un sistema premiale un po' farlocco che ti premia fino a quando vuole il sistema, non sempre. E salvo poi se tu commetti qualche minimo reato, questi 2, 3, 4 punti
vederli volatilizzati in un attimo, no? Allora, in un sistema premiale andrebbero fatti 2 punti all'anno per ogni anno che tu non hai infrazioni. Perché ogni 2 anni? Fallo ogni anno, visto che invece quando devo essere penalizzato vengo penalizzato subito. Allora, favoriresti i cittadini onesti, quelli che hanno una patente, che guidano con una patente e che osservano le norme, che sono quelli che sono sempre tartassati. È una norma che esiste già, bisognerebbe implementarla, appunto, dando delle tutele agli automobilisti, come quello che ribadiamo di avere le notifiche non nei 90 giorni ma nei 30 giorni. Questa sarebbe una rivoluzione per la pubblica amministrazione e che sarebbe costretta a essere efficientata e a eliminare un po' di burocrazia. Quindi non come il comune di Torino, che dopo 90 giorni la consegna alla posta e se la posta ci impiega altri anni la notifica vale sempre. Allora, sono quelle forme di garanzie di facciata ai cittadini. Il cittadino purtroppo è considerato, soprattutto l'automobilista, un suddito, no? E il principe ogni tanto gli fa qualche concessione. Anche questa è una norma che, per dare dignità alla norma, dovrebbe essere migliorata, non che dopo 30 punti tu non puoi avere nessuna premialità perché oramai hai raggiunto il massimo. Secondo te questi 2 punti che danno, se tu per 2 anni non commetti reati eccetera, giustificano quello che hanno fatto con il nuovo codice della strada? Mi pare che sia più negativo che positivo, guardando sotto questo aspetto, o mi sbaglio io che sono ignorante e deficiente? Cioè, i 2 punti dopo 2 anni che non commetto reati che mi danno giustificano tutto quello che devo fare col nuovo comportamento dal 1° gennaio del 2025 con il nuovo codice della strada? Cosa ne dice? Perché questa è la cosa principale, tirando le somme, vale la pena, non vale la pena? Perché? Allora loro si giustificano così. Cosa giustificano in questo modo? Cioè, a noi cittadini cosa viene in tasca? Anzi, cosa si devono ancora togliere? Poi tra poco siamo in chiusura. Vai Arturo. No, ma è una norma che non è stata toccata, esisteva già prima. Questi 2 punti sono il contentino da dare a chi osserva le norme, in modo paternalistico, dice vabbè, visto che hai fatto il bravo ti diamo lo zuccherino, anziché fare proprio un'opera di educazione e di sensibilizzazione, per dire va bene, tu per ogni anno, in quest'anno non hai preso multe, ti do 2 punti. Dopo 5 anni che non prendi sanzioni non te ne do solo 10, te ne do 15, 20, in modo che se tu dovessi inavvertitamente per una volta infrangere le norme, hai un patrimonio, un bagaglio di punti che da poter impegnare per quella volta che uno sgarra, non i 2 punti fino a 30, perché il ridicolo è che tu raggiunti 30 punti, ti fermi lì anche se continui a non fare, quindi non è vera quella norma, è vera dei 2 punti ogni 2 anni solo fino a 30 punti, per cui anche questa è una norma, oramai chiamiamola datata per non dire altre parole, ecco. Io saluto tutti perché è arrivata l'ora, ringrazio la radio dello spazio che ci dà, un abbraccio a te Luigi, un saluto a tutti gli ascoltatori e a risentirci a sabato prossimo. Ciao, grazie Arturo, benvenuto, grazie. Noi ringraziamo anche noi la nostra radio dando ancora un buon anno 2025 di salute, sanità e pace per tutti i nostri cittadini. Allora, noi abbiamo l'ufficio rapporti sociali, il nostro gruppo di collaboratori a None, in via Volvera 3, siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 fisicamente, e lì riceviamo tutte le persone che hanno problemi, ci chiamano al 328
07 15 232, così se hanno bisogno di patronati, di CAF, di servizi legali, civili, penali, di amministrazioni e di qualunque altro tipo di problema, come per esempio il chiarimento di questo nuovo codice della strada con tutte le sue conformazioni. Come sentite per radio il nostro Arturo, che è il braccio destro per quanto riguarda la tecnica, ma essendo un personaggio politico molto conosciuto, specialmente a Moncalieri e in Piemonte e a Torino, perché è più di 30 anni che lo fa, quindi le risposte le dà sociali, tecniche e politiche, quindi più sicure di così non c'è. Quindi ringrazio anch'io il nostro grande Lorenzo, che ci sta dando una mano e mi aiuta, perché io sono proprio ormai rincoglionito. Quindi ringrazio Lorenzo, gli rinnovo ancora anche a lui il buon 2025 e che il Signore dia a tutti noi la salute, la serenità e la pace. A voi tutti un grosso abbraccio e buone festività, ancora buona Epifania. Ciao, grazie e benvenuti.